Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un cordiale buongiorno a tutti, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. 13:42 di oggi, lunedì 22 marzo, seconda edizione del nostro spazio informativo dedicato esclusivamente alla cronaca accaduta in Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con una notizia per dire che quello ottenuto oggi è un risultato importante perché consentirà di mettere a servizio della campagna vaccinale anche le forze giovani e fresche degli specializzandi in medicina. Nell'arco dei prossimi giorni le aziende sanitarie emaneranno i bandi che concretizzeranno la messa a disposizione del sistema sanitario degli specializzandi, i quali a breve potranno aggiungersi al personale già impegnato nell'azione di immunizzazione della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Lo ha confermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi subito dopo la firma dei due protocolli tra la Regione, Università di Udine e l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e tra l'amministrazione regionale, l'Università di Trieste e l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, relativo all'impiego di questi futuri professionisti del campo medico per la somministrazione dei vaccini. Restiamo in tema e ci spostiamo a Codroipo. Questo sarà il punto di riferimento del Codroipese, ovviamente, per le vaccinazioni di qui ai prossimi mesi, immagino. Questo è il punto del Medio Friuli, quindi come tutte le altre aree abbiamo sostanzialmente diviso questa provincia nei territori, nei mandamenti che hanno una certa attrattività per tutta l'area che gli sta intorno. Oggi è programmato un intervento per 1 migliaio di persone, domani ce ne saranno altri 500 e quindi, come abbiamo visto nell'ultima tappa di Tolmezzo, praticamente circa l'80% degli over 80 saranno vaccinati, quindi avremo una copertura molto importante. È un sistema che sta dando risultati e quindi lo stiamo applicando. Ecco, l'idea di vaccinare l'80% degli oltre 80 entro aprile rimane, viene confermata? Sì, no, sicuramente viene confermata. Adesso cominceremo, avendo fatto questo lavoro importante sugli over 80 che deve proseguire e accelerare in particolare sulle persone over 80 a casa, che è un altro aspetto non banale. È chiaro che adesso noi dobbiamo concentrarci su altre categorie, il tempo dell'area della vulnerabilità, che è la seconda priorità rispetto a quello che è il piano nazionale adottato dal decreto del Ministro Speranza. Quindi nei prossimi giorni noi contiamo di poter procedere anche con quella parte legata al Pfizer e Moderna. Poi c'è l'AstraZeneca che deve proseguire sulle fasce d'età. Ecco, sui vulnerabili ci saranno soprattutto i medici di base oppure saranno solo un'integrazione? Vulnerabili e persone a casa? Poi dipenderà la vulnerabilità, che è una categoria molto ampia, alla capacità delle persone di potersi muovere per fare il vaccino e quelle che invece non si possono muovere. Diciamo che è una dimensione che più o meno, se guardiamo i soggetti principali, è circa la metà dell'area degli over 80. Però non va dimenticato che a questo vanno aggiunti i caregiver e i familiari, quindi caregiver e familiari che potrebbero essere vaccinati non con Pfizer ma con AstraZeneca se rientrano in quelle categorie e di età e di patologie sconsigliate, quindi è una partita altrettanto complicata che nel corso della settimana cercheremo di dare quelle risposte puntuali ad una domanda forte che c'è, ma che sia chiaro, non è questa una volontà della Regione di avere
messo da parte qualcuno, perché non è così. Abbiamo seguito le indicazioni dello Stato e adesso siamo pronti a partire anche con quella parte. Invece l'area, diciamo, tra i 75 e i 79 anni, a cui sarebbe indirizzata l'AstraZeneca, no? Per quelli che non hanno problemi di salute particolari. Quell'area lì, quando pensate di iniziare a coprirla? Diciamo i 79 anni. È un'altra cosa che molto probabilmente partirà nel corso della settimana. E anche in quel caso funzionerà con questo sistema qui, insomma. Beh, adesso è chiaro che noi dobbiamo capire le dimensioni e l'adesione alle vaccinazioni. Intanto apriamo le agende e quindi le agende funzionano col meccanismo tradizionale. Poi, qualora ci fossero delle dimensioni, come possono essere ricondotte a dimensioni di questo genere? Perché strutture di questo genere tu le apri nel momento in cui hai centinaia e centinaia di persone e sei in grado di vaccinarle perché si presentano tutti. Quindi è un modello organizzativo che, se dovesse esserci la necessità, sicuramente sarà replicato. Ecco, strutture del genere richiedono anche personale, no? È stato difficile reperirlo, è una difficoltà in queste situazioni di emergenza dell'ospedale? Sicuramente il personale è la grande questione sulla quale ognuno ha la sua ricetta. La verità è che da troppi anni non si è investito nel capitale umano del sistema sanitario e quindi oggi questo sconta delle difficoltà. Io mi auguro che l'accordo con la medicina generale, l'intesa con gli specializzandi, questa nuova apertura una volta definito il corso delle farmacie e anche la non esclusività che potrebbe coinvolgere strutture anche private degli infermieri dipendenti dalle aziende sanitarie ci facciano moltiplicare la capacità di somministrazione del vaccino. Naturalmente tutto questo è condizionato al fatto che i vaccini dobbiamo averli e si presentano ancora in una dimensione limitata. Un'ultima cosa, sull'AstraZeneca, ieri c'è stato un po' un piccolo passo indietro rispetto all'allarme dell'altro ieri, no? Come stanno le cose? Noi abbiamo registrato un 30% nell'andamento delle disdette. Ieri abbiamo riallineato le agende, le abbiamo calcolate dal 19 marzo, che è stato il giorno in cui c'è stato il blocco di AstraZeneca, fino al 16 di aprile e sostanzialmente vediamo che l'allineamento è praticamente recuperato. Adesso ci aspettiamo un aumento anche con l'apertura ai forestali e al sistema di protezione civile che conta migliaia di persone. Quindi se dovessi dire complessivamente direi che siamo attorno a una riduzione del 6-7%, secondo me la stimiamo alla fine, che è un indicatore che più o meno riguarda tutto il territorio nazionale e quindi quella preoccupazione che avevamo di un forte calo di quella che è la vaccinazione in realtà per AstraZeneca fortunatamente non si sta registrando. Io credo che questo sia anche una risposta alle prese di posizione che ci sono state. Il commissario straordinario Figliuolo si è vaccinato davanti alle telecamere, lo stesso ha fatto il capo del Dipartimento della Protezione Civile e soprattutto il Presidente del Consiglio Draghi ha anticipato che si vaccinerà con l'AstraZeneca. Evidentemente anche queste azioni sono state utili. Cambiamo argomento, ci trasferiamo a Pordenone per la precisione, per dire che in occasione della giornata le vittime delle mafie sono per tutti noi un esempio che ogni giorno ci ricorda quanto sia necessario non abbassare mai la guardia di fronte ad una piaga del nostro paese, davanti alla quale è necessaria unità e coesione per poterla contrastare efficacemente. Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier a margine della manifestazione che si è svolta oggi a Pordenone nei pressi del Tribunale in occasione della giornata nazionale delle vittime di mafia. L'iniziativa è stata organizzata dalla sezione provinciale dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale, sodalizio guidato dal neopresidente Giorgio Romano, alla presenza del prefetto Domenico Lione, del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, del sottosegretario Vania Gava e del componente della Commissione Nazionale Antimafia Luca Ciriani. La manifestazione si è aperta con la deposizione di una corona di alloro, il monumento che commemora tutte le vittime della criminalità organizzata, seguita dai discorsi ufficiali delle autorità presenti.
E adesso cambiamo argomento, parliamo di acqua, perché in occasione della giornata mondiale il Comune di Udine ha organizzato nell'ambito del progetto WV Challenge Acqua Pura, Riciclo e Natura un ciclo di incontri formativi per le classi del biennio degli istituti scolastici di secondo grado di Udine sulle tematiche inerenti il corretto consumo dell'acqua e la riduzione dell'utilizzo della plastica. Oggi è stato il turno dei ragazzi del biennio del Malignani. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune, NET, CAFC e Consulta Provinciale degli Studenti di Udine e si pone come obiettivo l'informazione e la sensibilizzazione della riduzione del consumo di acqua in bottiglie di plastica per salvaguardare la salute dell'uomo e dell'ambiente. L'azione progettuale vuole coinvolgere i giovani affinché assumano comportamenti finalizzati ad un uso sempre più razionale e responsabile delle risorse naturali e quindi implementino le buone pratiche per la tutela del pianeta. Ed è per questo che a ciascuno di loro verrà data una borraccia, simbolo del riciclo e del progressivo abbandono dell'utilizzo della plastica. Il progetto è stato finanziato anche attraverso le risorse derivanti dal rimborso della sentenza con il quale il TAR del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione al comune di Udine sull'avvio della raccolta differenziata porta a porta. E adesso andiamo a chiudere, per quanto riguarda, ci spostiamo nell'Isontino, perché domani, martedì, alle ore 12, presso il giardino Unicef di Monfalcone, verrà inaugurata la panchina azzurra come testimonianza della lotta contro i tumori maschili, in memoria dell'ex presidente del Consiglio Comunale, Walter Sepuca, nel giorno del suo compleanno. All'inaugurazione parteciperà il primo cittadino, Anna Maria Cisint, l'assessore Cauci, l'assessore Luise in qualità di presidente della LILT Isontina e il signor Miniussi Umberto, sempre della LILT, e la vedova del Sepulcra, Rosanna Tosoratti. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa dell'edizione giorno. Vi diamo appuntamento tra poco meno di un'ora, alle 15, con un'altra linea diretta. Questa volta parleremo di mercato immobiliare in Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.